arrivano adesso sulla linea mediana del campo e fanno il loro ingresso per raccogliere il saluto del pubblico del Guido Angelini. Saluto tra i due capitani, Matteo Alluci da una parte, il numero 8 dei biancorossi, contro l'Egitto del 12 novembre 2017. E attenzione all'Ancona che si lancia in profondità, attenzione a Belcastro che prova subito a scavalcare il portiere e va in vantaggio l'Ancona. Nel primo minuto di gioco ha colpito Luca Belcastro, sorpresa la difesa del Chieti, si sblocca subito il match del Guido Angelini. Fiammata dei ragazzi di Massimo Gadda e dunque al primo affondo riescono a colpire con il gol del numero 10, classe 91, Luca Belcastro. Colpisce male Kodromac, pulisce l'area di rigore. Martiniello, lavoro prezioso di Martiniello, perde palla senza fallo, l'imbucata per Forgione. 0 per l'Ancona, gestisce il pallone Simone Mercorelli. In incontro Grandis e perde palla a Luci, al limite a Luci, recupero regolare su Grandis, raddoppia l'Ancona agli albori dell'11° minuto, 2-0 per i biancorossi, a segno anche il capitano Matteo Luci, 2-0. Ingenuità in uscita del Chieti, prova a prendere velocità, lo va a marcare Rovinelli, pallone largo, Guerriero prova a mettere il cross di prima, Ceccarelli si muove sul secondo palo, rimpallo e poi Kodromac. Stesso il Chieti che riparte da Mercorelli, Ceccarelli di tacco, Casciano, Ceccarelli ce l'ha sul macino, può mettere il cross tagliato, Donza per i neroverdi. Pallone dentro l'area di rigore, colpo di testa, di salto e poi forse gol. Ha segnalato forse il gol l'assistente, protesta l'Ancona, esulta il Chieti. È da capire chi sia stato a spingere il pallone dentro, probabilmente è proprio Damian Salto. Andiamo a rivedere pallone in aria, Salto che colpisce il pallone, sì, dopo il primo tocco di Lausemis supera la linea di porta e dunque al nuovo esordio con la maglia del Chieti trova subito il gol. Damian Salto, torna a -1 la formazione di Daniele Amaulo. Pallone in orizzontale, attenzione qui al break di Della Quercia che va in anticipo. Della Quercia arriva al limite, poi scarica, pallone per Oddo, cerca il cross, Isiaka Touré. Ancora a sollecitare l'intervento di Bugari che sbaglia, attenzione a Touré, in area, Touré col mancino, dentro Touré! Per la corsa di Oddo, ha pareggiato il Chieti con il gol di Alberto Oddo che va a esultare sotto lo spicchio dei tifosi del Chieti. 1-1 il buco di Bugari sulla verticale di Ceccarelli, l'assist di Isiaka Touré che con altruismo vede il movimento di Alberto Oddo. 2-2, torna in parità il punteggio al Guido Angelini. Qui rivediamo il gran pallone dentro, c'è Denis Useini e torna all'indietro, Boccardi non propone il cross, c'è Luci in appoggio che allarga per Useini, dal fondo la può mettere col destro Useini, cross morbido che lancia Isiaka Touré. Kodromac di testa raccoglie però il pallone della Quercia. Ceccarelli, forse ultima chance per il Chieti, Ceccarelli